altri allievi, mentre nell'ospitalità diffusa arriva Pinco o metti in un posto, Pallino da un'altra parte, le case possono essere lontane, uno vuole notte piccola colazione, uno non vuole niente, si è portato tutto da casa e così via. Quella è ospitalità diffusa, non c'è gestione unitaria, non c'è un albergo, non c'è un albergatore, tutte cose che invece nell'albergo diffuso sono assolutamente necessarie. Allora, le case, l'aspetto importante da capire è questo: alcune case sono davvero le case come le avete voi, come siamo tutti quanti abituati a vedere, altre sono diventate camere. Per essere sintetico, le case diventano le camere dell'albergo diffuso in una percentuale che è stabilita dal vostro regolamento. In generale una percentuale maggiore di case diventano camere, come le camere di albergo. Possibilmente, direi, è necessario che si rimangono queste camere, quindi capite, anche se qualche eccezione in contesti particolari può anche essere tollerata. Quindi la maggior parte delle case a questo punto, è chiaro, è composta da camere. Una percentuale inferiore, nel vostro regolamento fino al 40%, restano case, perché succede nell'albergo diffuso quello che succede in tutti gli alberghi. Voi sapete che gli alberghi possono avere una percentuale di camere che sono definite suite o che hanno un'ampia copertura, sono camere speciali e sono le case vere e proprie nell'albergo diffuso. Adesso passiamo alla seconda parola chiave: servizi alberghieri. Cosa vuol dire? Pulizia tutti i giorni. Certi pensano che pulizia una volta alla settimana, vengono da me, dall'Armi, di rimane dei turisti e io li ospito in casa, sono all'albergo diffuso. Ma come l'albergo diffuso? Una casa sola? A me arrivano delle email curiosissime, bisognerebbe che le pubblicassi. Come si fa a pensare che una casa possa costituire un albergo diffuso? Se è diffuso, le case devono essere più di una. Giustamente il regolamento dice minimo 7. Perché 7? Perché in Italia la parola albergo è agganciata al numero delle camere. Per la legge italiana un albergo deve avere da 7 a più camere. Un albergo diffuso deve avere almeno 7 case, 7 unità abitative. Adesso le case possono essere grandi, all'interno ci possono essere diverse unità abitative. Almeno 7 unità abitative in almeno 2 strutture, una di fronte all'altra. Quindi i servizi alberghieri che vengono dati alle persone che alloggeranno in queste case sono tutti i servizi che trovate in albergo: ricevimento, assistenza, poi piccola colazione che è obbligatoria. Dove si fa la piccola colazione? All'interno dell'albergo diffuso. L'albergo diffuso deve avere degli spazi comuni come un qualsiasi altro albergo. Quindi una casa avrà degli spazi comuni dove le persone si ritrovano. Io vado con i miei figli, lei viene con i suoi figli e i nostri figli giocano negli spazi comuni, se c'è una sala per i bambini, oppure se c'è il turismo d'affari ci sarà, non so, una stazione internet e così via. Quindi ci devono essere degli spazi comuni e dove ci sono gli spazi comuni ci vuole un punto ristoro per la piccola colazione. Naturalmente l'albergo diffuso che promuove un territorio tenderà a spingere le persone ad andare al bar, ad andare al ristorante, un punto ristoro minimo è vero, perché il cliente, l'ospite, potrebbe chiedere la piccola colazione in casa e bisogna portarla. Ma anche per questo motivo le case devono essere vicine, altrimenti i servizi diventano troppo costosi. Terza questione chiave: un albergo diffuso non è solo case. L'ospitalità diffusa è solo case, un albergo diffuso non è solo case. C'è un gestore
manderebbe via i turisti. Conosco tante persone che vorrebbero lavorare nel turismo ma odiano il posto dove devono lavorare, ma non è possibile, cioè potrai lavorare ma non dai un contributo allo sviluppo del turismo, perché le persone, quando tu, cioè intendiamoci, il turismo si occupa di persone, non di merci, quindi chi accoglie è l'elemento chiave della questione. Il gestore non solo deve conoscere il territorio, ma lo deve amare, lo deve conoscere, perché se io vengo in Irpinia e di solito penso abbiate un turismo composto di persone che non si fermano moltissimo, se voi volete che questa persona, ben compreso, si fermi un po' in Irpinia, non dovete chiedere, secondo me, i contributi agli enti preposti, gare, istituzioni. Voi dovete conoscere bene quello che c'è nel territorio, perché in Italia, in Irpinia, fino a prova contraria, in Italia non c'è luogo nel quale un giorno una persona possa dire qui non c'è niente da fare. Non esiste. Siamo noi che non siamo capaci di valorizzare quello che abbiamo, come dimostra la sede di questo incontro. Quindi una persona si annoia, un turista si annoia in un borgo italiano, non è possibile, è colpa nostra. Non dite più, se mai avete detto qui non c'è niente da fare. Come sarebbe a dire? Dirò che tra un attimo le cose straordinarie che ci sono nei borghi, ma fermiamoci su questo aspetto. Il gestore deve conoscere bene il territorio per poter dire al turista le 1000 cose che si possono fare in quel territorio, ma non le dirà se non amerà quel territorio. Questo è un problema generazionale che in Italia, che una volta le persone amavano moltissimo, fin troppo, magari avevano gli occhi bendati, non lo so, e adesso troppo poco. Questo è un problema che riporta non soltanto alla formazione, ma alla formazione importante. Ho visto una norma, ho visto nel piano di sviluppo dell'Irpinia che c'è una parte importante dedicata alla formazione, penso che tutto questo sia corretto e sono convinto che darà dei risultati. Quarta parola chiave, ho finito. Borgo. Un albergo diffuso non può nascere in un borgo disabitato, per un motivo semplicissimo. Il motivo è questo: l'albergo diffuso non vende le camere, non vende le case, delle quali parlavo prima, delle quali ha bisogno, altrimenti la gente dove va a dormire, vende lo stile di vita di un luogo, se no non sta in piedi. Capite? Se noi fossimo al mare, potremmo dire che vediamo il sole, poniamo bronzatura, non lo so, però avremmo una stagionalità breve, come finisce l'estate la gente se ne va, perché se noi vediamo la bronzatura non si può prendere. Nei borghi questo problema è ancora più accentuato, per voi sapete che i borghi hanno una stagionalità di norma ancora più breve, e un albergo diffuso, come la maggior parte delle strutture imprenditoriali che si occupano di ospitalità, non può stare in piedi con 2 mesi o 3 mesi di stagione. E poi anche se stesse in piedi, che cosa se ne facciamo di una struttura che lavora 3 mesi? Non crea indotto, non crea occupazione, magari vive di contributi. Perché questa struttura possa stare in piedi tutto l'anno, in Italia ci sono 80 alberghi diffusi, lavorano tutti tutto l'anno e sono in dei posti l'accessibilità dei quali spesso è molto più complicata dell'accessibilità che denota questo Bagnoli Irpino dove si troviamo. Quindi devono aver trovato non un segreto, devono aver trovato un prodotto che non è legato alla stagione, cioè al sole. Questo prodotto si chiama stile di vita di un uomo, stile di vita, imparare a vendere il bello della vita nei borghi. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare, non i pacchetti, non impariamo a vendere i pacchetti che fanno fatica a vendere il tour operator, che magari ne sanno più di noi. Impariamo a vendere le piccole cose meravigliose che ci circondano se noi viviamo in un borgo, le piccole cose quotidiane alle quali noi non diamo più importanza, invece alle quali, come è stato detto anche nell'ultimo intervento, le persone danno molta importanza, anzi spesso decidono di andare a vacanza proprio per quello. Ultima parola chiave: territorio. Allora ho detto case, vi ricordate, case vicine, case non solo case, il gestore che deve avere le caratteristiche che ho detto prima, i servizi che sono quelli alberghieri, il borgo che deve essere vissuto, perché altrimenti
paghi, non è possibile. Se siamo veramente innamorati di quel posto, torniamo a abitarci. Guardate, bastano pochi abitanti, pochissimi abitanti, per permettere alla persona che viene a vivere lo stile di vita. No, che noi ce ne andiamo e poi ci vanno i turisti. No. Allora non parliamo della stessa cosa. Il turismo del quale parla Dall'Arte non è quella cosa lì, che voi non fareste mai. Immaginate se io vi vendessi una vacanza in un posto al quale io scappo per la disperazione. Insomma, è un pochino come, sapete, il discorso che fanno molti che affittano gli appartamenti e si lamentano, quelli degli alberghi diffusi, l'albergo diffuso lavora 12 mesi l'anno, io affitto un appartamento, lavoro 2 mesi l'anno. Andiamo a vedere l'appartamento che lui affitta, perché lavora 2 mesi l'anno. E scopriamo che l'arredo, nella maggior parte dei casi, è l'arredo che lui aveva in casa. Quando è diventato vecchio, il frigorifero non funziona più, non buttiamolo, buttiamolo nell'appartamento che affittiamo ai turisti. Ecco, in quella logica lui pensa di poter lavorare 12 mesi l'anno. Forse non l'ho detto prima, l'albergo diffuso è una proposta autentica, autentica. Nei limiti del possibile l'autenticità deve apparire anche nell'arredo, non solo nel recupero delle strutture. Molti vengono da me, mi fanno vedere degli appartamenti che sono stati recuperati come le case costruite negli anni 70 o negli anni 80, ma no, la gente vuole vivere un'esperienza legata al territorio, vuole un recupero che sia rispettoso, come ho già detto prima, della cultura dei luoghi. Allora il territorio è l'ultima parola, è importantissima, voi non devo dire niente, voi avete un territorio straordinario. Negli Stati Uniti, nel Vermont, se andate a fare una ricerca su internet, cercate fall foliage, loro vendono il panorama da 30 anni, il panorama che voi avete adesso, perché anche io vedo qua, ho visto questo panorama, il colore delle foglie, è una cosa che piace a tante persone. Lo sforzo che bisognerebbe fare quando si vive in un territorio come questo, imparare a vendere le cose, magari in soldi, potranno fare sorridere qualcuno del luogo. Invece provate a fare una ricerca su internet, viaggi fotografici, e vedrete che ci sono gli appassionati che si spostano per andare a vedere, poi a fare fotografie a luoghi come questi che voi avete. Quindi il vostro territorio è già ricco di tanti prodotti, non c'è bisogno di niente, è una delle componenti chiave dell'albergo diffuso. Se queste 5 regole sono rispettate, ma vanno rispettate, se no avviate dei fiaschi. Se queste 5 regole sono rispettate, la strada, secondo me, che l'albergo diffuso aiuta ad intraprendere una strada privilegiata, perché ha domanda, c'è domanda, e perché abbiamo visto che funziona. Non sarà un caso se l'albergo diffuso, l'idea dell'albergo diffuso è venuta in Italia a seguito di un terremoto, quello del Friuli